Allora, il vostro ruolo qui all'interno del turismo agrigentino e cosa pensa di questa DMO, la venuta dell'assessore, insomma? L'assessore è molto sensibile a tutto il settore turistico siciliano, ha nel cuore Agrigento. Noi sollecitiamo sempre con la presenza mia, con la presenza di Lillo, ad avere quell'interesse in più su Agrigento che negli anni forse non è stato dimostrato da altri politici. E l'assessore è molto sensibile a questo e davvero lo ringraziamo, perché anche la presenza sua oggi qui dimostra questo interesse, e questa creazione della DMO è quello che si ripete da anni, cioè mettere a rete, mettere a sistema. Io sto lavorando tanto anche con il privato, con le associazioni, e non soltanto Agrigento, ovviamente io mi occupo di tutta la provincia, quindi anche di tutti i comuni della provincia, dell'Interland, dell'entroterra. Ho particolarmente a cuore Agrigento, siamo intervenuti come servizio turistico regionale anche in questo progetto Destinazione Agrigento, abbiamo fornito migliaia di brochure e di materiale proprio per l'apertura di questo info point qua Collegio dei Filippini, e giornalmente collaboriamo con il sindaco del comune di Agrigento, che su questo punta tanto, sul turismo, perché ormai siamo chiari, si è capito, il turismo è il volano dell'economia, deve esserlo.